Io quando soffio sento questa vibrazione che mi, mi passa in tutto il corpo, quindi un'emozione unica. Quella vibrazione Michele Deiana l'ha sentita per la prima volta da ragazzino. Avevo 14 anni e a quarto è usanza, insomma, suonare le launeddas per le funzioni religiose e per il ballo, e a quell'età mi ha completamente rubato l'attenzione questo suono. Sapevo in qualche modo che avrei fatto quello. Poi c'è stato l'incontro con i maestri. Io nel 2009 ho cominciato con Orlando Magia, che faceva un corso qui a Quarto, poi ho fatto qualche anno da autodidatta, quindi ascoltavo specialmente le registrazioni di Efisio Melis, Antonio Lara e Luigi Lai, cercavo di riprodurre, insomma, quello che sentivo, e poi nel 2017 ho deciso di iscrivermi al conservatorio col maestro Luigi Lai. Il 2017 è l'anno in cui le launeddas diventano materia di studio al Conservatorio di Cagliari. Oggi, a 28 anni, è Michele a essere salito su quella cattedra, diventando del maestro Lai una sorta di erede. È un peso abbastanza importante sostituire una persona come lui, che è immenso, quindi è abbastanza complicato. Cerchiamo di seguire l'orma di queste persone qui, questi grandi. Fra i suoi allievi ci sono persone di tutte le età. Al conservatorio ci sono 15 allievi, sia giovani che un po' più grandicelli, diciamo, e poi c'è qualcuno che ancora segue la scuola, come diciamo noi a Santiga, in casa, quindi vengono qualche volta alla settimana a casa, ci beviamo il caffè e poi si fa, insomma, c'è un confronto sia musicale che umano. La speranza è che quello delle launeddas, oggi in fase sperimentale, diventi un insegnamento stabile. L'importante è mandare avanti le launeddas con dignità e con interesse, anche se magari non sarò io, insomma, che avrò la cattedra lì, ma l'importante è mandare avanti le launeddas e valorizzarle. E poi anche fuori Sardegna penso sia giusto che delle persone curiose si avvicinino allo strumento, perché penso sia uno strumento che merita tantissimo. Nel futuro di Michele c'è un sogno: suonare le sue launeddas all'Arena di Verona. Quando vuoi. Non so il perché, però questa cosa, se dovessi pensare a un luogo, penserei a quello. Non so cosa sia legato, ma penserei a quello.